Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Allora, come promesso, torniamo su un argomento che è stato di grande interesse, molto importante per l'economia del nostro territorio, ovvero la nuova legge sul commercio. Risvolti, opportunità mancate, opportunità che si potrebbero creare e soprattutto vediamo anche un po' con il discorso del commercio anche i servizi e il settore turistico, come sono andati in questo periodo, quindi tiriamo un po' le somme, ma guardiamo anche in prospettiva futura. Che cosa la categoria, e nella fattispecie ne abbiamo qui in studio Massimo Zanon, Presidente Confcommercio, grazie di essere con noi in studio Presidente. Grazie a voi. Cosa la categoria avrebbe bisogno, di che cosa avrebbe bisogno e che cosa potrebbe chiedere alle forze che si vanno a configurare nella grande contesa che si vedrà a livello elettorale per governare il nostro paese, che cosa non è andato bene o è andato bene nel governo precedente. Allora, sono diverse le questioni sul tavolo, la più immediata, quella che ci riguarda più da vicino, era la legge sul commercio, la nuova legge sul commercio che era importantissima venisse approvata, avete fatto anche delle istanze abbastanza forti, e a che punto siamo arrivati? Ma siamo a metà strada, noi oggi stiamo uscendo con quella che è la nostra proposta che in qualche modo tenteremo fino in fondo sia recepita dall'intero Consiglio regionale, e cioè se da una parte la Regione si è resa disponibile a fare una legge che poteva evitare, visto che poi sarebbe entrata in vigore la legge nazionale, e su questo abbiamo già detto grazie. Oggi vogliamo che a questa legge, che poi inizia a parlare per quanto riguarda le attività del commercio e le attività produttive, ma poi deve essere recepita all'interno delle leggi urbanistiche, possa essere effettivamente una garanzia per chi fa impresa di poter operare progettando il futuro e non continuando a evitare di progettarlo e quindi di sviluppare anche le buone idee, perché si ha l'incertezza totale su una deregulation che alla fine non porta benefici né ai consumatori né alle amministrazioni, che in qualche modo hanno bisogno di fare cassa, né tantomeno gli imprenditori possono sviluppare nuove iniziative se poi alla fine sanno che l'incertezza è quella che fa da principale campo. Per spiegare bene a chi ci ascolta, qui abbiamo sui giornali consumo del suolo, in regione predicano bene ma razzolano male, poi diversi articoli che sono stati riportati con voi protagonisti. Qualcuno magari li legge però non comprende bene di cosa stiamo parlando, anche gli addetti ai lavori, quindi spieghiamo bene cosa è successo e cosa sta succedendo sui presupposti fondamentali. Sì, per noi è abbastanza facile cercare di rendere sintesi l'idea che soprattutto in questi giorni la stampa sta cercando ancora una volta di far capire all'opinione pubblica. Innanzitutto siamo arrivati dopo moltissimi anni di sviluppo, di euforia, di crescita, ormai da quasi 5 anni ad avere un lunghissimo periodo o stagnante o addirittura di recessione. A questo punto diventa logico interpretare tutto quello che è stato fatto e riproporlo per quelli che possono essere i prossimi 20 anni come minimo. È stato fatto tutto bene, non si è sbagliato nulla, ci sono state delle fughe in avanti che magari in buona fede sono state fatte a macchia di leopardo e alla fine poi sono state utili o meno per quello che può essere il consumatore. Beh, credo che oggi un bravo amministratore a qualsiasi livello, da comunale, provinciale a regionale, possa dire che molte cose sono state nello sviluppo, nella crescita e nella modernità del paese indovinate, moltissime altre sono state sicuramente lasciate ancora risposte morte. Noi pensiamo che sia opportuno oggi fermare il degrado del territorio, prima di tutto perché siamo tutti cittadini che abitiamo in quest'area. L'evitare la speculazione bella e buona per poche persone, mentre si può rendere altrettanto appetibile anche per chi fa l'investimento altri territori che nel frattempo sono degradati. E quindi il recupero dell'esistente, invece che costruire nuove cittadelle dello shopping, della moda, del commercio, recuperare quelle esistenti sostanzialmente. Soprattutto, oltre che recuperare, potenziare. Noi abbiamo un Veneto che è bellissimo, abbiamo moltissimi centri storici, non solamente nelle città capoluogo, ma anche i centri meno storici, ma che comunque hanno socialmente molte persone che vi abitano, hanno bisogno di essere momenti di attrazione delle calamite per far sì che uno
vada a fare i propri acquisti e che vada anche a trovare i propri servizi centrali rispetto ai bisogni di tutti i giorni. Ma perché si è creato questo meccanismo perverso, quando per esempio una casa di moda può benissimo può permettersi la locazione di un negozio, cosa che ormai molti piccoli non possono più fare, lo sappiamo benissimo, e sceglie locazioni molto più alte, tra l'altro in queste cittadelle, in queste situazioni diverse, alternative? Cioè, c'è sempre un problema che deve essere risolto, no? Allora, tutto lo stesso concetto che è stato espresso fuori, diciamo, dalle aree abitate, togliendo spazio all'agricoltura per creare nuovi palazzi quando non sono cittadelle del commercio, si possono fare recuperando quei siti dismessi, pubblici o privati, e sono moltissimi, e vanno in proporzione alla grandezza delle città che noi trattiamo, e si fa all'interno questi tipi di contenitori. Quindi l'iniziativa di chi vuole creare la firma piuttosto che il commercio della grande capacità economica internazionale, perché le multinazionali oggi la fanno quasi da padrona. Vogliono investire, lo facciano, ma lo fanno dove in qualche modo, oltre all'interesse loro, perché c'è una forza nella pubblicità, c'è una forza nel far conoscere quello che loro propongono, che può essere anche utile per quel tipo di commercio collaterale, che non è concorrenziale e che non è di secondo piano, ma che comunque ha bisogno di dare servizi alla città, alle persone che vi abitano, perché lo diciamo sempre, e fra poco anche noi saremo diventati vecchi, come la maggior parte delle nostre città oggi hanno. Se vogliamo non sguarnire i servizi per la popolazione che mediamente tende a invecchiare e che non ha più la capacità, visto che le famiglie non sono numerose, di poter avere il figlio o la nuora piuttosto che l'auto per uscire a fare gli acquisti a qualche chilometro, lì dobbiamo mantenere queste possibilità di assortimenti vari. Allora il tutto, che in ogni caso va pagato dalla socialità di quel comune o di quella città, perché l'ordine pubblico, l'illuminazione, adesso con la nuova tassa sulle immondizie fanno pagare tutto all'interno. Mica penseranno che possono chiedere in continuazione qualsiasi cosa e non c'è nessuna inversione di tendenza rispetto alle, nel caso nostro sono più di 60.000 imprese nel Veneto, che significa una ogni 10 rispetto agli abitanti che abbiamo, totalmente inserendo anche altre categorie. Ma perché verso le imprese si continua a dire che sono il bene dell'Italia quando pagano le tasse e poi non si fa mai una pianificazione e si corre dietro a un'impresa che magari ha 1.000 dipendenti potenziali, ma 900 li deve fare per forza all'estero e solo 100 in Italia? Noi li facciamo solo in Italia. Assolutamente, questo è rilevantissimo. Con l'approvazione di questa legge, che tutto sommato ha tenuto i tempi, giusto? Certo. Perché si temeva che andasse oltre, quindi c'era questo rischio. Ci sono però delle cose che voi lamentate devono essere perfezionate, quindi meno male che è stata approvata, perché altrimenti sennò si andava alla libertà totale, cioè chiunque avrebbe potuto chiedere il permesso di fare nuovi insediamenti, adesso invece dovrebbe esserci un controllo. Allora, innanzitutto c'è un progresso e quindi moltissime persone sperano ancora di poter portare in fondo quelle che erano situazioni anticrisi, che non sono di poche decine di metri, ma rispetto al territorio che noi abbiamo sono già un impegno importante di nuove aperture. Noi in qualche modo vorremmo evitare che si continui a ragionare come si poteva fare fino al 2008. Non ci sono più mentalmente, economicamente e anche da un punto di vista dei stili di vita i presupposti per ripetere quella stagione. Quindi prima che ritorni ad essere il settore del commercio, come penso tutto il settore che oggi ha fatto grande l'Italia, così attrattivo da creare grandi ricchezze, ci vorranno un minimo 10 anni. In questi 10 anni, se non c'è la moderazione da parte di chi amministra, corriamo il rischio di crearci ancora una volta un sacco di disoccupati e soprattutto un sacco di rogne per ogni singola amministrazione. Quindi evitare speculazioni, insomma. Ma le speculazioni, se le vogliono fare, le possono fare facendo più fatica, nel senso che le devono fare dove già esiste un qualcosa. Allora, noi chiediamo alle amministrazioni, e questo la legge non lo può prevedere, ma la burocrazia in qualche modo va messa in riga, non può essere che ognuno viaggia per conto suo. All'amministrazione di favorire l'insediamento dentro l'esistente, dove è già costruito, dove si può in qualche modo favorire
i nuovi investitori. Esatto, però io mi chiedo una cosa, faccio riferimento poi a cose che magari alcuni sanno perché leggendo i giornali, ad esempio di Abano Terme, dove vogliono fare questo nuovo insediamento, centro commerciale, spostando il piccolo supermercato, facendo diventare un grande centro. Ovviamente lì il ripristino dell'esistente non è possibile, devono fare un qualcosa di grande e lì problemi, polemiche, tutti i commercianti del territorio, della zona sono in subbuglio, in protesta, perché dicono qua ci ammazza, ovviamente è attaccato, è in città praticamente questo megacentro che va comunque a coprire territorio che allo stato attuale non è edificato. Questo è uno degli esempi di strategie che vengono adottate. E quindi dicono io non posso fare il mio megacentro dove? In mezzo alle case, recuperando quello che ho già fatto, che non ha neanche il posteggio sufficiente. E questa è la risposta che pongono sempre. Di conseguenza chi vincerà nel contendere? Perché poi ci sono balzelli, cavilli, promesse fatte da uno, firme date dall'altro. Non c'è dubbio che il denaro in queste situazioni qua spesse volte ha fatto fare delle scelte non strategiche ma di opportunità. Ed è sempre quello che poi lavora, perché adesso i comuni poi che lamentano noi sappiamo povertà. perfettamente che il caso di Abano che lei sta citando sta creando molta tensione, ma non è l'unico in tutto il Veneto. Poi vicino c'è anche Due Carrare, insomma, un'altra delle cose difatti che noi avevamo chiesto erano due i punti. Uno quello di dire basta fuori dalle città e quindi nelle assi autostradali soprattutto, e l'altro era che ci fosse in ogni nuova iniziativa un accordo tra comuni vicinori, perché altrimenti, siccome non c'è più nessun comune che ha una ricchezza di cassa così alta, cerca di inventare qualche opportunità per poter avere degli introiti per quanto riguarda gli oneri. Allora, se lo si fa in un comune, non è possibile pensare che quello dopo che ha 500 abitanti, poi quello dopo che ne ha 1200 e via di seguito, possa esserci, come è stato fatto per le zone industriali o per le zone artigianali negli anni, la continua crescita di nuovi immobili che poi devono essere in qualche modo riempiti, creando una disparità di opportunità rispetto a chi in ogni caso, essendo già sul territorio, sta già pagando lo scotto di aver perso potenzialità enormi negli ultimi anni. Non è che tra il grande e il piccolo ci sia qualcuno che oggi sguazza nell'oro, sta male il grande, sta male il piccolo. Allora ci va una pianificazione che deve essere per forza di cose messa in piedi non per creare il blocco, ma per creare anche nei giusti appetiti di chi fa impresa quel momento di riflessione che non può essere fai quello che vuoi che poi alla fine qualcuno pagherà i danni, perché il beneficio ce l'hanno di solito in questo momento qua quelli che fanno gli investimenti perché muovono enormi fonti di denaro, ma poi alla fine il degrado rimane sulla pelle della comunità. Quindi c'è una grossissima responsabilità in questo senso. Sì, e anche una strategia di fondo che deve essere fatta non interessando solo l'oggi, dobbiamo pensare a medio termine, a 20 anni. Quante situazioni che quando sono partite pochi anni fa sembravano la risoluzione di tutti i problemi e oggi vediamo le saracinesche chiuse, le insegne chiuse. Vale per l'artigianato, vale per l'industria, vale per il commercio. Oggi sarebbe più bene parlare di imprese in generale che non di settore, perché chi fa impresa non è che deve essere considerato solo carne da macello. La politica in questo momento ci ha dato questa sensazione. Una mucca da mungere lo diciamo da troppo tempo, ma che oggi in questo momento si continui ancora a ragionare, a prescindere dall'impresa, lo vediamo dalla politica, non quella che piange, ma quella che vuole bene al Paese, forse questo lusso non lo può permettere nessun Paese, tanto meno l'Italia. Assolutamente. Riflettiamo su questi aspetti, vediamo di valutarne anche altri, naturalmente, dopo la pubblicità. Allora, Presidente, senza entrare nel discorso strettamente politico, però realistico, che cosa la vostra categoria, alla luce dei dati che avrete senza dubbio stilato, redatto con la chiusura dell'anno, lamenta che si poteva fare, non è stato fatto e auspica che possa essere fatto da un nuovo governo? Quando è arrivato il governo Monti, al di là del tifo che ognuno a livello singolo può fare, favorevoli o contrari, sapevamo che era una stagione da affrontare di lacrime e di sangue. Noi come responsabili di categoria che abbiamo
una necessità di creare il più possibile momenti di confronto e non di tensione anche con chi rappresentiamo, eravamo consapevoli ma nello stesso tempo ottimisti che alla fine, non era un periodo lunghissimo anche se poi addirittura è diventato più corto, ci sarebbe stata una cura dimagrante per quanto riguardava i costi e le lacrime per quanto riguarda i cittadini e le imprese. Alla fine abbiamo scoperto, e con grande rammarico, che lacrime e sangue è stato confermato per tutti, ma quei tagli strutturali, quella capacità di dare un segnale che sprechi e benefici non dovuti a moltissime persone in giro per l'Italia non siano stati tolti, questo ci ha reso il boccone molto amaro. Non è facile, la politica tende sempre di più a giocare su se stessa e quindi a proteggere una volta da una parte e una volta dall'altra i privilegi. Sì, però non è più possibile accettarlo perché moltissime imprese e moltissime famiglie oggi si trovano a non aver lavoro o ad essere disoccupati e non sanno a chi votare questo tipo di problema e a chi chiedere aiuto. Per in modo particolare che cosa sarebbe necessario per voi, quindi settore turismo-commercio? Beh, noi parliamo di Veneto che è la cosa su cui in qualche modo... Sì, perché poi inutile parlare a livello nazionale, sono dinamiche diverse tra le altre cose. Sì, essendo una delle regioni più sviluppate dove le presenze sono di tipo completamente diverso perché abbiamo una capacità di produrre un prodotto che in Italia siamo unici, dal mare alle terme, alle città d'arte, ai laghi, alle montagne. Effettivamente questa offerta è un'offerta mondiale che ha pochi esempi. Quindi ci siamo sviluppati spesse volte magari anche in maniera del tutto spontanea e non pianificata. Oggi dobbiamo riuscire dal punto di vista della promozione sempre di più a creare un unico prodotto per avere un costo ragionato e soprattutto una valenza che possa uscire dagli schemi che fino adesso si faceva di promozione. Il primo mercato è sicuramente il mercato europeo, ma però tutti gli altri mercati devono essere aggrediti in senso buono, in senso commerciale, ma non possono essere fatti se le risorse sono troppo poche o se sono buttate a però il mercato interno questo rinunciate allora? Assolutamente no, nel mercato interno noi pensiamo di essere leader non in maniera improvvisata, abbiamo bisogno di continuare ad offrire questi prodotti sempre più qualificati, sempre più validi per un cittadino sempre più sofisticato, perché anche se siamo in tempi di crisi la gente sa scegliere e da questo punto di vista i nostri marchi Venezia, Cortina, Verona, Vicenza, Treviso e tutti gli altri che non voglio dimenticare ma non posso citarli tutti sono marchi vincenti, ci fanno essere la prima regione che produce presenze ma che comunque non può vivere sugli allori. Quindi come categorie disponibilissimi a creare un unico cartello insieme alla politica, la quale però non può immaginare di dividerci piuttosto che di unirci e magari anche di darci qualche possibilità di far noi le scelte che se poi non saremo capaci ne pagheremo per primi le conseguenze. Ecco, pagare le conseguenze. Si è parlato tanto in questi giorni, si continua a parlare del nuovo redditometro, no? Che adesso entrerà in azione e molti esperti, anche economisti, poi l'ha messo lo stesso Monti, sarà una falce praticamente per quel che riguarda i consumi, per tutte le 100 voci che vanno a prendere anche persino i detersivi, beni voluttuari e non, quindi fosse solo il voluttuario, ma proprio tutta una fascia di consumi. Ovviamente la persona onesta è quella che prende paura e che magari si trattiene, anche quella che può ma è onesta. Il disonesto continua a fare quello che deve fare e conosce le vie per poterlo fare, quindi non è un deterrente. Assolutamente, questo è stato anche riscontrato. Voi come lo vedete? Perché dicono che sia una mazza economia di fatto, cioè un trattenitore nei confronti di alcune piccole cose. Se fosse il redditometro arrivato negli anni 2000, forse poteva essere un qualcosa che faceva paura a moltissime persone. Oggi fa paura solo alle persone oneste. Perché esatto, è evidente che chi è abituato ad essere in regola non ha nessuna difficoltà a continuare ad esserlo. Però se si va nel momento di grandissima crisi a proporre il redditometro è come portare un secchio d'acqua a uno che ha già bevuto un secondo prima, non gli serve. Quindi è un'operazione fatta ancora una volta legata a tutto il concetto
dell'evasione, che però viene fatta nel momento sbagliato. Se i consumi sono in calo, se c'è una recessione totale, non ci sembra di capire che oggi con uno strumento del genere si vada alla ricerca di chi veramente fa il furbo, ma si corre il rischio di colpire la persona onesta prima di tutto. Poi per quanto riguarda la sensazione di un cittadino che vive serenamente e che non ha come obiettivo quello di fregare il prossimo, ma che vorrebbe stare in pace, sempre di più è facile che uno oggi sbagli, perché vivere con questi segnali che possono essere controllati anche degli acquisti così banali, come lei giustamente ha appena citato, il mondo legato alle palestre, piuttosto che alla parrucchiera, piuttosto che se uno va a lavare la macchina 2 volte alla settimana, mi sembra anche poco rispettoso delle intelligenze che il Paese ha. Poi si parla tanto dei cervelli che vanno all'estero, io inviterei moltissimi politici ad andare all'estero. Comunque lo vedete quindi come effettivamente un rischio per un... È un frutto fuori stagione. Se fosse quello lì il problema, ne abbiamo molti prima di questi. Cioè qua si continua a chiedere reddito dove non c'è. Come è possibile che si chieda reddito alle imprese se non c'è? Se c'è si paga, ma se non c'è l'impresa deve prepararsi a vivere, a continuare e a crescere fino a quando produrrà il reddito. Se invece lo si vuole subito il frutto maturo, è chiaro che le imprese chiudono. E non mi pare di capire che i vari numeri che vengono da tutte le camere di commercio soddisfino questa visione che l'impresa è fagocita utile. Non è così. Noi comunque vogliamo che le imprese continuino a esistere, perché le categorie hanno un futuro se ci sono le imprese. Quindi la battaglia non è per proteggere qualcuno che può fare il furbo, la battaglia è per far capire che su alcune cose non è il momento giusto per incidere. È come togliere esattamente al paziente che ha fondamentale bisogno di ossigeno la maschera d'ossigeno. È il momento sbagliato, lo si farà quando sta meglio. Assolutamente. Per la questione degli affitti, delle locazioni, che questo è stato un tema abbastanza dibattuto e molto caldo in questo momento, per varie questioni. Qual è lo stato della situazione? Allora, noi dobbiamo pensare a questo, che ormai è assodato. I più grossi costi d'affitti che oggi esistono sono nel mondo dei centri commerciali. E difatti, se lei va a fare un'analisi, pochissime imprese singole oggi sono all'interno, sono quasi tutte catene. Quindi il problema si è spostato, per quanto riguarda chi noi rappresentiamo per la gran parte, all'interno dei centri storici e delle situazioni contrattuali che sono state fatte fino agli anni 2007-2008. Quegli affitti potevano essere in qualche modo sopportati, la stessa cifra oggi diventa onerosa anche per chi nello stesso tempo continua a investire, perché i margini si sono abbassati di molto, i costi per fare attività sono aumentati, che poi è lo stesso problema che può avere una qualsiasi madre di famiglia che fa i conti col suo budget di ogni mese. Per comprare le stesse cose di qualche anno fa, oggi servono più soldi, ma non entrano più soldi. Ecco che gli affitti sono una delle voci che poi si aggiungono all'energia elettrica, al metano piuttosto che al gasolio, al riscaldamento piuttosto che al raffrescamento, allo stesso costo dell'acqua. E tra pochi giorni entrerà in vigore, come dicevo prima, la tassa sui rifiuti, che poi adesso collegano all'illuminazione pubblica e ai marciapiedi. Insomma, non sanno più cosa pensare, ma questi sono costi che battono a prescindere che uno abbia ancora fatturato una lira nella propria impresa. C'è qualcosa che non quadra. Forse, come non si può più pesare sulla famiglia, non si può neanche più pesare sull'impresa, ma si deve andare a togliere dal costo dello Stato che è impraticabile per qualsiasi ottimista di questo Paese. Ecco, poi le forze politiche interpellate anche a livello nazionale hanno detto che tutto sommato si è potuto andare a pesare in questi termini, quindi sui privati cittadini, sui commerci, su questo e quest'altro, perché sono quelli che più di tanto non si sono lamentati, hanno fatto un mugugno, però più di tanto non è successo, mentre in altre situazioni, mentre in queste medesime situazioni si sarebbero immaginati
dico una rivolta civile, ma quasi. Quindi voi non avete alzato sufficientemente la voce, i cittadini non l'hanno, cioè lamentano, però poi come sempre insomma, avevano possibilità e hanno accettato qualsivoglia tipo di provvedimento, perché sennò il governo immediatamente avrebbe fatto una piccola manovra diversiva, come è successo con altre situazioni dove la voce è stata alzata abbastanza, dalle solite categorie, per sicuramente carità. Noi abbiamo per esempio i nostri avamposti con i taxisti che sono riusciti che poi sono pochissimi a Roma, a Milano, completamente quello che era un intendimento del governo. Il problema è che noi siamo responsabili, ma responsabili perché ci rendiamo conto che forse negli anni, ormai qualche decennio fa, le cose erano cresciute così in maniera improvvisata e quindi bisognava trovare delle nuove forme per rimanere sul mercato. Ma dall'altra parte siamo sempre stati ottimisti, forse, anche non dico ingenui, ma in buona fede, che ci sia una presa di coscienza che le cose devono cambiare per tutti. Allora, se la categoria in generale ha accettato la visione di uno Stato che deve cambiare, non è che possono cambiare solo le categorie e poi alla fine siamo allo stato di prima, perché c'è un momento dove anche la persona più moderata può esplodere in maniera anche non prevedibile. Il giorno 28 di questo mese in tutta Italia Confcommercio fa una manifestazione, provincia per provincia, quindi anche il Veneto avrà le sue 7 manifestazioni con l'invito alla stampa e all'opinione pubblica il più possibile di essere presenti, dove cercherà di far capire quello che, come lei giustamente diceva prima, hanno difficoltà di capire quei signori che secondo me più che ai politici sono legati al mondo della burocrazia, quindi i piani alti che vanno a creare le norme, forse fino ad oggi non hanno ancora percepito bene di come è alta la febbre e di come è diventato difficile anche per noi mantenere ai nostri associati quel minimo di ottimismo che le cose possono solo migliorare, perché il peggio l'abbiamo già toccato. Certo. Siccome invece il peggio continua ad arrivare, il giorno 28 sarà un momento per noi di verifica anche del termometro della base, che nello stesso tempo, non solo nella base, ma anche nei dirigenti più alti, diciamo, in questo momento nella gerarchia del Veneto, visto come anche oggi abbiamo espresso il nostro pensiero in maniera totale rispetto alla legge del commercio, sta maturando, perché buoni qualche volta si sa che si passa da fessi, noi siamo buoni ma non fessi. Assolutamente. Allora, vediamo cos'altro ci resta poi da parlare, perché vorrei anche affrontare un attimo il discorso di un piccolo bilancio dell'attività e capire anche coi saldi cosa si è mosso, poi il settore turistico è altrettanto importante. Dopo la pubblicità, tra poco. Allora, Presidente, vediamo un po' se ci sono delle luci, perché oltre alle ombre anche le luci sono importanti. Un bilancio dell'anno appena terminato e vediamo anche quelli che sono stati i saldi che erano tanto attesi, se hanno mosso qualche cosa, sembrerebbe di sì tutto sommato, però vediamo un po' a livello locale che cosa si può dire, territoriale e regionale insomma. Beh, sicuramente moltissime occasioni di buoni affari sono state fatte nel momento dei saldi, anche perché molto meno del solito era stato il venduto precedente al Natale. Il Natale ha dato dei segnali che si vuol mantenere la tradizione del momento del pensiero, del regalo, del presente da fare alle persone che si ha più care, però ha tentato in tutti i modi di essere più un presente che una tradizione che ripeteva i Natali precedenti. Quindi investimenti molto bassi. Un calo mediamente in tutti i settori per quello che può essere il momento natalizio. Era prevedibile e si è confermato. Poi se arriviamo invece dopo il 5 e il 6 di gennaio con le svendite, su alcuni prodotti tipicamente da svendita c'è stato un buon successo. In alcuni altri che tendono ad essere un po' più costosi, se pensiamo ai capispalla, decisamente nel mondo dell'abbigliamento non ha avuto altrettanta soddisfazione. O anche qua vale la regola di alcuni prodotti meglio di altri, perché ci sono anche
in ogni caso all'interno la ricerca di certi marchi che sono più alla moda, che sono quelli più gettonati, dove uno è disposto a fare sacrifici maggiori rispetto a un capo che può essere più utile ma non altrettanto proponibile come un fatto di marca o di moda. Per cui dai saldi non abbiamo nessuna novità rispetto a quelli che sono gli ultimi passaggi degli inverni precedenti. Però il fatto che ci sia una ripresa di quello che era l'inverno precedente è un segno positivo a questo punto, Sì, in un'ottica estremamente... Non per tutti possiamo dire che abbiamo ripetuto il gennaio del 2012. Nel gennaio 2013, anche se manca ancora un po' di tempo prima di tirare definitivamente le somme, ancora un'ulteriore attenzione in qualsiasi tipo d'acquisto lo si percepisce. È diventata ormai una routine da parte del consumatore, sia che abbia qualche disponibilità nel portafoglio, sia che sia con pochi spiccioli. In ogni caso ormai per qualsiasi cosa, anche per il valore di pochissimi euro, c'è molta attenzione nell'acquisto, e da un punto di vista questo può essere anche un bene, perché ritornare ad essere molto attenti alla spesa per tutti è una buona regola. Nello stesso tempo, avendo una proposta commerciale che va oltre a qualsiasi tipo di possibilità di spesa, è evidente che ci sarà chi ha avuto successo e ci sarà chi invece dirà che da questi saldi, come in qualsiasi tipo anche di progetto rispetto al fatturato che si fa a fine anno, il momento non è certamente favorevole. Questo farà una selezione, questo farà rimanere con grande amarezza sicuramente molte imprese. Ci auguriamo che queste imprese che devono lasciare il passo non lo facciano consapevoli che hanno buttato via magari le liquidazioni dei genitori, i risparmi di una vita, magari qualcuno si è anche giocato la casa, perché queste situazioni qua sono situazioni che fanno male a una categoria, perché in ogni caso vorrebbe tutelare tutti, ma lo deve fare con gli strumenti che ha e non certamente promettendo cose che sono tipiche della politica, ma noi non promettiamo nulla che non sia serio. Invece per quel che riguarda il turismo? Il turismo abbiamo avuto la fortuna che la neve è arrivata quest'anno, e noi, avendo la montagna forte per quanto riguarda le province... L'anno scorso è stato disastroso, no? Ecco, quindi ha dato dei segnali positivi. Poi si sa benissimo che per riempire la montagna, quando si riesce a riempirla, non c'è bisogno di numeri così importanti come invece quando dobbiamo riempire la stagione estiva. Ma comunque sono importanti, sono significative queste disponibilità che poi vengono portate agli operatori, che sono importantissimi e che hanno bisogno di avere anche loro dei momenti di protagonismo, sia perché le imprese vanno rigenerate, vanno ripensate, sia perché le strutture che nel frattempo il pubblico ha investito, e noi non siamo secondi a nessuno per quanto riguarda la proposta globale che va dai mezzi più moderni a quella che è la possibilità di collegare un territorio con un altro, sempre rimanendo quasi con gli sci ai piedi. Da questo punto di vista noi abbiamo l'orgoglio di grandissimi impianti, vogliamo avere anche la presenza, e qua dobbiamo ringraziare questa volta più che in altri momenti i russi, ma abbiamo anche bisogno degli imprenditori che abbiano chi in qualche modo poi li seleziona, perché la partita non è che pretendiamo di rimanere aperti a prescindere. È una partita difficile mantenere il posto di lavoro anche per chi fa impresa, ma lo dobbiamo fare se c'è anche il terreno su cui poter consolidare il futuro. Da questo punto di vista bene la montagna, discretamente le città d'arte, ben sapendo che si sono accorciate le disponibilità, un po' più difficile invece immaginare altrettanto bene per le città più piccole o per i luoghi meno... Quindi nonostante avrebbero dovuto essere oggetto di interesse eccetera per campagne che erano state fatte, tutto sommato no, quelle potrebbero attirare l'italiano sull'Italia su Italia, però non c'è stato questo modo. Per l'estero diventa difficile riuscire a farlo, anche perché noi abbiamo moltissime imprese che sono presenti sul territorio. C'è l'altro aspetto, il calo fortissimo dei costi. Oggi uno va tranquillamente a passare una notte in un albergo di buona categoria con gli stessi prezzi che aveva nel 2007, e quindi
questa possibilità di dare a tutti di poter usufruire a buone condizioni l'offerta turistica fa sì che qualcuno riesca ancora a farla, ma non per tutti, perché poi abbiamo anche i disoccupati in Italia, e disoccupati di buon livello, non solamente che magari erano abituati a fare weekend e fine settimana che oggi non possono più permettersi, o quelli che potrebbero farlo ma che hanno capito che è meglio avere un po' di risparmio. Quindi c'è una contrazione, ma abbiamo la fortuna che in alcune realtà siamo così attraenti che è minore che in altre parti d'Italia, ma comunque quello che ci auguriamo è che questa sia l'ultima stagione dove veniamo a discutere sempre di numeri che sono più o meno, ma sicuramente non con un sorriso a pieni denti. Vogliamo assolutamente pensare che dal 2013, magari dalla parte finale, come tutti stanno dicendo, sia veramente messa la parola fine al momento di tristezza o di malinconia e si inizi a progettare con sale in zucca una crescita che da questo punto di vista per noi sarebbe la cosa più straordinaria, perché vuol dire ridare posti di lavoro, ridare fiducia al nostro comparto, che poi insieme a artigiani e industriali e all'agricoltura sono il 95% dei posti del Veneto. Ma quindi secondo lei una richiesta importante quale potrebbe essere? Perché poi al di là delle promesse che stanno facendo tutti, come sempre in campagna elettorale ognuno fa il proprio gioco, poi bisogna vedere quanto riescono a mantenere, perché poi si ritorna nei ranghi, si rendono conto che tirando le righe magari non si può fare proprio niente. Però che cosa sarebbe veramente importante? Guarda, io sto dicendo in alcune occasioni delle cose che possono sembrare scontate ma non lo sono proprio. Innanzitutto noi siamo Nord Italia. Siamo stati i primi ad essere all'interno del grande mito del Nord-Est, messi nelle condizioni di diventare impresa quando invece una volta eravamo botteghe. Queste imprese sono cresciute e oggi sono strutturate anche se sono piccole, e da queste imprese non si può continuare a chiedere quello che invece si poteva chiedere 20 o 30 anni fa, perché si continua sempre a fare la media di tutta Italia, isole comprese. Noi vorremmo che invece, per quanto ci riguarda in quest'area, che poi significa dal Friuli fino all'Emilia e al Piemonte, quindi tutta l'Alta Italia, che si capisca che moltissimi degli sforzi per far diventare queste imprese serie è stato fatto, e non si continui ancora a buttare nel mucchio il fatto che invece l'impresa è quella che ha grandissimi vantaggi, è solo come facessimo la bella vita. Questo è un messaggio che è passato, secondo lei? Non ancora. Non ancora, perché si continua ancora a fare gli stessi numeri, si continua ancora a dire che in Italia c'è un'evasione di 125 miliardi di euro all'anno. Noi pensiamo che se questi dati sono certi, ma qualche volta si fa confusione tra evasione ed elusione, e questo è un altro ragionamento che non c'entra nulla, ma per quanto riguarda, se vogliamo dividere l'Italia, non da un punto di vista di chi è più fortunato o meno, ma solo esclusivamente per dove si può continuare a chiedere quello che da noi chiedevano 20 anni fa, lo possono fare nel centro Italia, lo possono fare molto di più nel sud Italia, e altrimenti se non lo vogliono fare perché ci sono dei problemi oggettivi e logistici legati a quei territori, devono smetterla di metterci dentro a un caldierone che sta dando fastidio, perché prima di tutto anche noi abbiamo una dignità, e essere calpestati ogni volta che parlano dicendo che c'è la media, nella media c'è chi mangia tutto e chi non mangia niente. Noi invece sappiamo benissimo che tutto quello che è stato possibile fare, tolto quelle piccolezze che in ogni caso sono strutturali ad ogni sistema, e la Germania insegna, è evidente che non possiamo immaginare che alla politica non chiediamo di togliere un po' di tensione e di demagogia nel rispetto di chi noi rappresentiamo. Abbiamo molte persone oneste che si sentono trattate esattamente come quello a fianco che magari è disonesto. Non è accettabile. Non è accettabile, perché è ora di finirla. Chi è disonesto lo si vada a colpire, chi è onesto lo si ringrazi, che è orgoglioso di essere italiano. Siete un po' orientati in un'ottica federalista oppure no? Ma da questo punto di vista noi eravamo nell'ottica federalista, perché se è evidente che sono stati fatti molti passi in avanti, se è evidente che in questa parte del paese quello che era la sfida di diventare professionalmente preparati è stata accettata
con fatica, ma è stata accettata, non è più possibile immaginare che oggi veniamo trattati come quando invece da queste condizioni nessuno di noi aveva accettato la sfida. Questa è la storia. Assolutamente, questo senza dubbio. Ma quindi nella presa di posizione terminale del governo Monti, che sono stati presi certi provvedimenti, si parlava anche di riforma del titolo quinto della Costituzione con delega allo Stato di quelli che erano stati i poteri tipo il turismo, tipo il commercio in capo alle regioni. Come avete reagito? Perché poi abbiamo sempre denunciato dalle prime decisioni del governo Monti che quello che era stato delegato alle regioni non doveva essere più tolto. Però non siete stati Anzi, ascoltati. chiedevamo che venisse fatto chiarezza per quei passaggi ancora ibridi che non avevano dato pienamente forza alle regioni. Questo non significa che una regione deve andare per conto proprio, ma significava responsabilizzare quei territori rispetto alle norme che poi devono essere controllate dal governo centrale. Allora, se si vuole ripensare, lo si ripensi. Non avevamo nessun motivo per dire che era stato fatto tutto benissimo, anzi su alcune cose era stato fatto solamente il progetto generale, ma mai poi entrati nei particolari, quindi era meglio forse rivederlo, ma quello che per noi diventa fondamentale è che si smetta di voler pensare che questa Italia, così com'è adesso, di colpo diventa tutta virtuosa da Bolzano fino a... E siccome questo non è possibile, nel frattempo non buttiamo via quello che è di buono e facciamo crescere nella solidarietà, nell'abitudine che abbiamo noi di aiutarci, nella capacità di questo Paese di non essere così forse poco coraggioso, ma sicuramente molto disponibile a dare una mano a chi è meno fortunato. Da questo punto di vista diamo delle regole, facciamole rispettare, ma chi le sta già rispettando non può essere ancora considerato alla stessa stregua di chi non ne ha neanche una. Assolutamente. Un'ultima cosa, facendo anche capo ad alcuni messaggi che erano arrivati i giorni addietro relativamente proprio all'attività del commercio, molti telespettatori segnalavano prezzi gonfiati, da tantissimi anni i prezzi erano gonfiati con margini altissimi di guadagno. Adesso il commerciante lamenta, però dopo che aveva alzato i prezzi allo sproposito, è ovvio che prima o poi anche qui la bolla speculativa scoppia. Cosa può dire al riguardo? Che se qualcuno ha fatto il furbo ed è riuscito a farla franca, credo che oggi non sia più questo tipo di possibilità. C'è una concorrenza così forte in qualsiasi settore che per forza di cose il margine deve essere un margine serio che dia la possibilità alle imprese di rimanere in piedi ma non di fare le scarpe. Quindi alla fine il gioco lo fa il consumatore con suo occhio attento, valutando. Poi oggi c'è il canale di internet che sta mettendo in difficoltà addirittura le grandi firme, perché se vogliamo essere obiettivi, chi oggi riesce ad avere grandi margini è il prodotto di grande firma. Ma siccome lo si può comparare da una parte o dall'altra, si corre oggi il rischio che anche lì sempre di più, e io mi auguro che possa essere creato un giusto bilanciamento tra la moderna distribuzione che viene con i mezzi che si può fare direttamente da casa, piuttosto alla tradizionale che è quella che rappresentiamo noi per buona parte, che siamo consapevoli che ci deve essere anche il valore umano in mezzo. Certo. No? E anche quella della grandissima distribuzione che si può fare sopra pensiero senza aver bisogno di star lì a valutare se costa €1, €1,05 €, però è evidente che la concorrenza porta sempre alla base, soprattutto quando è larghissima. Ecco perché noi non diciamo che siamo contrari alla competizione, ma la competizione con regole e soprattutto con il rispetto di chi la partecipa, altrimenti se ognuno gioca con un regolamento diverso, chi soccombe è sempre il piccolo. Assolutamente. Grazie Massimo Zanon di essere stato qui con noi con Commercio, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani.